Massimo Pavanelli, il nuovo allenatore del Padova, è un ritorno a Padova perché lei è venuto già qua a giocare nel 99. Qui ci sono questi ritorni. E fanno parte degli incroci della vita, quindi è un destino che non è che capita, è un destino che si deve scrivere, si deve scrivere. Quello che posso dire è come la sto vivendo io, con grandissimo entusiasmo, con grandissima voglia, così come quando sono arrivato da calciatore. Noi veniamo da un anno speciale per il calcio, no? L'Italia che è campione d'Europa, Mancini che ha creato questo gruppo fantastico, tra l'altro Mancini è un sagittario come lei, no? Non lo sapevo, È lo stesso signor Zaccaria. però mi ci rivedo È una buona abbastanza nel modo di essere, non sicuramente di tecnico. essere allenatore. Che cosa le ha insegnato Mancini in questa straordinaria vittoria? Credo che abbia insegnato a tutti che avere una visione e perseguirla con costanza sia il dogma dell'essere allenatore. Poi non è detto che ci si riesca, ma quando una visione la vuoi portare avanti riesci a contagiare anche le persone che sono vicine a te, e se ci riesci con i giocatori poi ti diverti, e così hanno fatto loro. Ha due figli, Luna, ce lo fa vedere il tatuaggio di Luna? Faccio così, no? Così lo vediamo, è un tatuaggio dedicato a Luna. Secondo figlio Leon, a cui non c'è nessun tatuaggio. Ha un piccolo ricordo. Ce l'ho qua. Vabbè. Figli appassionati allo sport. Sì, poi hanno caratteri diversi come sempre succede, anche se il secondo ha iniziato a calcio, poi l'ho introdotto un po' più verso il basket perché non lo volevo. Alto? No, perché sinceramente lo volevo un po' fuori dalle dinamiche. A lui piacciono tutte e due, però sta andando più volentieri a basket, quindi sto andando lì. L'altra invece ha fatto danza, però l'altra è un po' più sanguigna, un po' più combattiva. Che cosa le piace di Padova, che un po' l'ha già conosciuta da calciatore e da sta rivedendo in questi giorni? Beh, Padova è una città che è molto bella, non si nasconde, lo sanno tutti, vengono tutti a visitarla. Quello che mi interessa a me di più invece, quello che vedo e quello che ho lasciato, è stata la grande passionalità che hanno verso la squadra, ed è quella che noi vogliamo tenere vicina e sentire, perché ne avremo tanto bisogno in un campionato che si presenta difficile, per nulla scontato, e che si deciderà all'ultima giornata di campionato. E in tutto questo percorso dobbiamo essere consapevoli tutti. Grazie mister per questa intervista. Grazie a lei. E grazie, buongiorno Mattino.